Ben ritrovati cari amici a questo nuovo appuntamento di Aquile Libere, la rubrica TV curata dal movimento Aquile dal Friul, che vi ricordo va in onda tutti i martedì sera alle 20:45 su questa emittente ed in replica il mercoledì mattina. Come ad ogni puntata verranno trattati argomenti di natura politica, culturale e di interesse della nostra regione, con la presenza di numerosi ospiti. Ci seguite numerosi, vi ringraziamo per questo, anzi vi invitiamo ad essere ancora più numerosi dando direttamente i vostri suggerimenti e le vostre opinioni direttamente sui nostri media che vedete qui in sovraimpressione. Bene, anche questa sera sono venuti a trovarci alcuni ospiti, andiamo subito col primo servizio. Buona visione. Quest'oggi ad Aquile Libere una graditissima ospite che ritorna in realtà a trovarci, si tratta della signora Renata Zago, che è portavoce del comitato Nascere la Tisana, quindi parliamo di Renata Sanità in regione. Quello che volevo chiederti innanzitutto è, secondo te, perché è importante che la sanità in regione sia pubblica? Quali sono i vantaggi derivanti da questo fatto, secondo te, secondo il tuo comitato? Buonasera a tutti. Sì, questo è un tema che ci è molto caro. Noi facciamo parte di un coordinamento nazionale di comitati che sono particolarmente sensibili a questo tema, e sono parecchie le regioni coinvolte, dal Molise alla Sardegna, alla Toscana, all'Emilia Romagna, insomma ci stiamo organizzando, perché abbiamo notato che questo è un trend che bene o male sta aumentando in tutte le regioni italiane. La sanità privata sta entrando sempre più nel sistema pubblico. Quest'anno ricorrono i 40 anni della legge 833, che è quella che ha istituito il sistema universalistico, ed è stata una grande conquista per i cittadini. Noi vorremmo festeggiare, tra virgolette, celebrare questo quarantennale con un evento ad hoc a cui sicuramente vi inviteremo. E non mancheremo. Questo sistema viene messo molto in crisi dalle presunte inefficienze della sanità pubblica. Perché dico presunte inefficienze? Perché se tu vuoi aprire una strada, un canale al privato, innanzitutto devi far funzionare male il pubblico. Per funzionare male intendo, non so, un macchinario che si rompe e non viene ordinato il pezzo di ricambio, per cui viene tenuto fermo tanti mesi. Alla fine dell'anno si fa il conto degli accessi, vedi che gli accessi sono pochi e dici: ah, ma questo non serviva, allora tanto vale che lo eliminiamo, e così via. Non voglio passare per una talebana, no? Nel senso che dico sempre, io riconosco l'importanza dell'iniziativa privata e credo che sia fondamentale, però ci sono dei temi come l'acqua, come la salute, come l'aria, che sono beni comuni, certo, e che secondo me non devono essere messi a disposizione per il profitto, cioè questi devono essere per il bene della comunità, non devono essere disponibili per guadagnarci sopra. Naturalmente un imprenditore privato che fa degli investimenti, che intraprende un'attività, ha necessità di fare del profitto. Allora è giusto che stia sul mercato, però con le sue sole forze, senza pescare nel bacino di utenti assicurato dalla sanità pubblica che non funziona. Ecco, il meccanismo è un po' questo. Ci sono appunto dei settori che è bene rimangano, diciamo, del pubblico, probabilmente come accennavi tu prima, sanità, acqua e quant'altro. Io ti ringrazio Renata, spero che tu torni a trovarci presto, perché parlare con te è sempre molto interessante, di un argomento che noi di Aquile Libere, Aquile dal Friul, diciamo, abbiamo molto a cuore, che è quello della sanità, che è uno degli argomenti più importanti che noi abbiamo inserito anche all'interno del nostro programma. Ti ringrazio di nuovo e buona serata. Grazie a voi per l'invito e continuate a informare i cittadini perché è importante. Lo faremo sicuramente, grazie. Ciao. Grazie.
In queste settimane è iniziato il tour itinerante di Aquile dal Friul, che da qui e per i prossimi mesi toccherà molte località in tutto il Friuli. La prima tappa lo scorso 29 settembre, dove Aquile dal Friul ha inaugurato il proprio infopoint presso l'area mercato di Cividale, non distante dalla stazione ferroviaria. Molto positivo è stato il riscontro dei cividalesi, alcuni curiosi nel conoscere i rappresentanti di quello che è l'unico movimento friulanista, molti altri solidali con Aquile per la sua battaglia contro una soluzione paventata dall'attuale giunta regionale che vorrebbe il goriziano annesso, iniziando dalla sanità, alla città metropolitana di Trieste. La contrarietà dei cividalesi a questa proposta è stata messa letteralmente nero su bianco, quando in tanti hanno apposto la propria firma alla petizione promossa da un comitato di cittadini che accompagna il banchetto di Aquile in giro per il Friuli. A fine mattinata si è tenuta la suggestiva sfilata delle tre bandiere, quella blu e rossa del Friuli e quella del movimento di Aquile dal Friul, attraverso il centro città di Cividale, sino al famoso Ponte del Diavolo. Dopo una pausa dovuta a condizioni meteo avverse nella giornata del 6 ottobre, dove l'infopoint di Aquile sarebbe dovuto approdare ad Aiello, appuntamento non sicuramente cancellato ma rinviato, ecco che nella mattinata del 13 ottobre viene toccata la città di San Giorgio di Nogaro. Di fronte al municipio, presso l'area mercato, Aquile dal Friuli installa il proprio banchetto per accogliere tutti i numerosi cittadini che si soffermeranno. Di piacevole auspicio la condivisione con le persone, sangiorgini e non, delle idee e delle tematiche che Aquile da tempo sostiene per la salvaguardia del Friuli. Anche in questa occasione, in molti con le loro firme e la petizione hanno sostenuto la battaglia per il goriziano in Friuli che vede in Aquile la principale sostenitrice. Come ringraziamento al calore manifestato dalla cittadinanza di San Giorgio, la consueta sfilata per il centro cittadino delle tre bandiere, rossa e blu del Friuli, oltre a quella del movimento di Aquile dal Friul. Il tour proseguirà nella giornata del prossimo 20 ottobre, dove l'infopoint di Aquile, assieme ai suoi rappresentanti ed anche alla raccolta firma per salvare Gorizia da Trieste, approderà a Codroipo, in occasione della fiera di San Simone. Andrea Pasi, referente per il Friuli Occidentale di Aquile dal Friul. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Tu saprai forse meglio di me o quasi quanto me qual è il peso sulle spalle, consentimi, pesante ma al tempo stesso leggero, di essere ad oggi l'unico movimento, diciamo, friulanista in questa nostra regione Friuli Venezia Giulia, ovvero il movimento che più rappresenta il Friuli e il popolo friulano. C'è da dire, ce ne sono stati diversi neanche nel recente passato di movimenti del genere, che però alcuni si sono un po' persi per strada, altri diciamo probabilmente hanno anteposto l'interesse per una poltrona rispetto a quelli che sono le questioni vere e proprie friulane. Quanto è importante oggi aderire a un movimento come Aquile dal Friul, che diciamo si erge rappresentante un po' di quelli che sono gli interessi friulani e del territorio, della cultura, della politica e del popolo friulano? Ma grazie Michele, ben trovati a tutti innanzitutto. Ritengo sia molto importante perché ogni volta che ci si avvicina alle elezioni prevalentemente regionali, parlo di quelle, c'è la tendenza appunto di veder fiorire dei potenziali partiti autonomisti friulanisti che portano con loro l'idea di rappresentare qualcosa di nuovo. Il problema è che, a parte appunto la legge regionale attuale elettorale, che di fatto crea uno sbarramento a tutte le forze che vogliono provare quantomeno a correre alle elezioni, secondo me manca proprio quello spirito identitario che permette a un partito di essere rappresentativo effettivamente di ciò che è Friuli. E noi rappresentiamo una piccolissima cosa che è la friulanità, voglio dire, cioè non rappresentiamo sì, che non è poco. Il problema è far passare il messaggio è importante. Noi in questo periodo, come tu ben sai, stiamo facendo opera di tesseramento di quante più persone riusciamo a tesserare. Questo non è solamente per far numero, ma ha la finalità proprio di mettere nella... L'unione fa la forza. Esattamente. Diciamo, che è un po' il nostro motto secondario. Esattamente, di dare un po' di rispondere alla richiesta di autonomismo, di vero autonomismo che c'è,
che però non trova un autentico sbocco in termini politici, secondo me, perché tutti i partiti che ritengono di essere autonomisti o si presentano al corpo elettorale come autonomisti, in realtà temo che abbiano il secondo scopo, come dicevi tu, semplicemente di avere un ritorno immediato, che è quello della poltrona. Però utilizzare la causa nobile per poi, sì, voglio dire, deviare su regione FVG piuttosto che... sì, diciamo di sì. Lo scopo di Aquile è quello di creare appunto un movimento che sia staccato da tutto ciò che dipende dalle classiche come si dice, azioni politiche centraliste, che può essere Trieste ma anche Roma. Abbiamo visto come la precedente amministrazione regionale era sorretta dalla presidentessa Serracchiani e sappiamo bene che i suoi legami col territorio locale sono, insomma... Certo, tra l'altro, per capire che cos'è Aquile, lancio così, insomma, sì, il messaggio che tra poco, non dico quando, se presto, tardi, ma tra pochissimo, potrete capire ancora meglio che cos'è Aquile dalla pagina ufficiale Wikipedia, perché la notizia è che stiamo anche uscendo sull'enciclopedia, diciamo così, virtuale, appunto, a spiegare che cosa rappresentiamo, chi siamo, perché esistiamo. Per aderire ad Aquile dal Friul, per contribuire al movimento Aquile dal Friul, alla trasmissione Aquile Libere, che ricordo è curata e gestita da noi di Aquile dal Friul e va in onda ogni martedì sera su TPN alle 20:45 e in replica mercoledì mattina, non dovete fare altro che telefonarci, inviarci una mail oppure entrare nel nostro sito internet, sito web. Li vedete in questo momento in sovraimpressione sullo schermo. Chiamateci, scriveteci, vi daremo delle informazioni. Rispondo io, risponde Andrea, referente per il Friuli Occidentale, risponde il presidente o chiunque altro referente che voi, insomma, con cui voi avrete piacere di poter parlare. Noi siamo qui tutti i giorni, facciamo questo, non è un lavoro, passione? È una missione, una missione, perché se non ci fossimo noi non lo farebbe nessun altro. Io ringrazio Andrea della presenza e auguriamo, diciamo, a tutti coloro che ci guardano di divertirsi con noi, di apprendere qualcosa di positivo anche dalla nostra trasmissione e di iscriverci e farci sentire. Io vi ringrazio, arrivederci. Mandi. Anche quest'oggi la puntata si conclude, vi ringraziamo per averci seguito, vi aspettiamo martedì prossimo alle 20:45. Arrivederci.